Benvenuti tifosi del Napoli. Mettete un like al video e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle novità del nostro amato club. Forza Napoli sempre! Umberto Chiariello ha affrontato alcune delle principali questioni relative alla situazione attuale della nazionale italiana. Che Gravina e Buffon tornino a casa oggi è, per così dire, un fatto compiuto, non se ne discute. E, a proposito, lasciamo tornare a casa anche Gattuso, e non pensiamo di riaverlo come allenatore per le amichevoli di giugno. Facciamo come abbiamo fatto con Di Biagio. Silvio Baldini guiderà le due amichevoli in attesa della nomina del nuovo commissario tecnico, che, quindi, deve essere nominato dal nuovo presidente della federazione, e non dai politici. Questo deve essere chiaro. Pertanto, non avremo un nuovo allenatore per la nazionale fino alla nomina del nuovo presidente, che avverrà a giugno, e alle amichevoli di giugno, gestite dall'uomo che attualmente segue Gattuso nella gerarchia, l'allenatore dell'Under 21, Silvio Baldini. Gattuso deve essere licenziato immediatamente, senza eccezioni. Basta con le indulgenze. È stato uno dei principali artefici del disastro in Bosnia, e così come Gravina e Buffon vengono licenziati, anche Gattuso deve essere licenziato, senza eccezioni. Attueremo le riforme immediatamente. Sono favorevole a un'amministrazione straordinaria immediata, ma anche le dimissioni di Gravina supportano questa posizione, perché vuole lottare, non si è arreso, rimane a capo della UEFA. Se pensate che Gravina si sia fatto da parte, vi sbagliate. Gravina ha una strategia ben precisa e le sue dimissioni immediate mirano a evitare l'amministrazione controllata, impedire l'arrivo immediato del Malago e continuare a influenzare le decisioni del calcio italiano, in collusione con Marotta e i suoi collaboratori che lo proteggono nella Liga. Quindi, oggi, quello che voglio dire è che non sono d'accordo sul fatto che licenziare le persone non basti e non serva a nulla, a meno che non ci sia un progetto affidato a persone che sappiano gestirlo, che sappiano lavorare, che abbiano un profilo internazionale, che abbiano carisma e, soprattutto, che abbiano il potere di realizzarlo. Perché se i presidenti non capiscono che l'esclusione dell'Italia dai mondiali per 20 anni sta rovinando l'intero sistema calcistico italiano, significa che questa visione a breve termine ci porterà a un nuovo collasso. Kevin De Bruyne ha parlato del suo futuro in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, pubblicata oggi. Il belga si è concentrato sulle sue sensazioni a Napoli e sulla sua condizione fisica. Ecco un estratto. Il Napoli sarà la tua ultima squadra? Non lo so, non ci sto pensando ora. Non sono quel tipo di persona. Ho ancora un contratto e sono molto felice a Napoli. Cerco di godermi il momento. Penso di poter giocare ancora per qualche anno e quando il mio corpo mi dirà di smettere, smetterò. E cosa ti riserva il futuro? Quando smetterò? Non lo so davvero. Di certo non smetterò all'inizio, perché voglio godermi la mia famiglia, che ha fatto tanti sacrifici per me. Poi, ovviamente, dovrò trovare altro da fare. Nell'immediato futuro, però, voglio solo continuare a giocare a calcio, dando il massimo per rimanere a livello più alto possibile. Mi sento bene, sono felice e la mia famiglia è felice per me. Ami ancora il calcio come quando hai iniziato? No, non credo. Ma penso sia normale dopo 30 anni. A volte si perde un po' di interesse, come succede in qualsiasi lavoro, credo. La partita Napoli-Milan è solo una lotta per il secondo posto? Al momento sembra di sì. Tutto dipende dall'Inter, ovviamente, che ha il proprio destino nelle mani. Se vincono tutte le partite, saranno campioni. Noi possiamo solo dare il massimo per cercare di vincere più partite possibile. Qualche settimana fa eravamo a 14 punti di distacco, ora siamo a 7. È sempre molto difficile, ma nel calcio le cose cambiano in fretta. Comunque, ora non dobbiamo pensarci, ma concentrarci sul nostro obiettivo, che è quello di finire tra le prime 4 e tornare in Champions League l'anno prossimo. Poi vedremo cosa farà l'Inter. Nel frattempo, l'obiettivo deve essere vincere la partita di lunedì. Perché Napoli? Perché era la soluzione migliore per me e la mia famiglia. Volevo continuare a giocare ad alto livello e il Napoli mi ha offerto questa opportunità. Quindi è stata la scelta migliore per tutti. Devo cercare di essere felice nel mio lavoro e nella mia vita. Ho 3 figli piccoli, una famiglia, e voglio fare del mio meglio per renderli felici. Ovviamente è diverso dall'Inghilterra, in termini di mentalità, clima e persino stile di vita. Non è stato facile adattarsi dopo 10 anni a Manchester,
Ma ora ci siamo adattati, siamo felici. E siamo tutti felici. Cosa ne pensano i tifosi del Napoli? Voglio sapere la vostra opinione nei commenti sotto il video. Mettete un like al video e iscrivetevi al canale. Forza Napoli per sempre!